Parla fan azzurri, benvenuti sul canale Notizie di Napoli. Andiamo alle ultime dall'Azzurra. Ma prima, se siete nuovi qui, già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. Giovanni Simeone è uno dei calciatori preferiti di Aurelio De Laurentiis, ma il suo futuro al Napoli non è del tutto segnato. L'indiscrezione odierna riguarda proprio i termini contrattuali del calciatore, che potrebbe essere riscattato dal club azzurro per 12 milioni di euro al raggiungimento dei 20 gol stagionali e della qualificazione in Champions League. Ma quando scatta l'obbligo di acquisto del suo cartellino? Nel lungo contratto della SSC Napoli sono presenti molteplici clausole. Il riscatto obbligatorio del calciatore non dipenderebbe solo dai due bonus sopracitati, ma anche da una terza condizione: i minuti giocati in campionato. Il Napoli ha pagato 3 milioni di euro al Verona per assicurarsi il prestito dell'attaccante argentino, che tanto piace a De Laurentiis. Dopo una prima parte di stagione entusiasmante, complice anche l'esplosione definitiva di Osimhen, il ragazzo non ha avuto la stessa continuità in Serie A. Al contrario di quanto avvenuto nelle coppe, il Napoli, dal canto suo, sarebbe pronto a pagare la cifra prestabilita, ma qualora non dovesse superare i minuti giocati e raggiungere i bonus prefissati, potrebbe chiedere uno sconto bello corposo a Setti per acquistare definitivamente il cartellino del calciatore. Possibile, dunque, che i due club possano accordarsi su una cifra a metà strada che si aggiri sui 7-9 milioni di euro. Invece dei 12 già fissati, ai fan di Azzurra. Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.